La situazione è sempre più complicata per il Campus Eur, ma oggi contro l'Itri può essere l'occasione del riscatto. Buongiorno e benvenuti allo stadio Mario Tobbia di Roma. Un saluto da Simone Belardinelli. Si parte! Iguaddu sulla destra. Sarebbe onorato, entra in area di sinistro. Scaramuzzino, la blocca in due tempi. Pallone messo in area, Calver rischia l'autogol, non ci prova a spazzare, attenzione Bagnara! Calcio subito in porta e fa 1-0 per l'Itri che va in vantaggio. Bravissimo! Bravo! E dai! Onorato, 1 contro 1, salta Cosentino, pallone messo in mezzo, Iguaddu al volo, colpisce la traversa e fa gol, 2-0, partenza bruciante dell'Itri. Visconti stoppa il pallone, Visconti in area, accorcia subito le distanze per il Campus Eur, che è ancora vivo, il Campus Eur è ancora vivo. Martinelli si presenta in area e Frola risponde da campione. Di testa Martinelli! Pareggia il Campus Eur con il numero 9. Ma che assist di Capitan Ranucci! 2-2 al Mario Tobbia. Inizia il secondo tempo. Cotani appoggia sulla sinistra per Cosentino, palla sul secondo palo, Visconti non arriva, Pernarella, attenzione commette fallo e calcio di rigore, il signor Rossini non ha alcun dubbio, calcio di rigore per il Campus Eur, il fallo è proprio di Pernarella. È pronto Cotani dal punto di battuta. Fischia il signor Rossini, parte Cotani e completa la rimonta per il Campus Eur che fa 3-2 dal 2-0 iniziale dell'Itri. Che rimonta, che bravi! Attenzione, guardo, entra in aria e calcio di rigore! Il fallo è di Castelluccio, anche qui il signor Rossini senza alcun dubbio indica il dischetto. È pronto Onorato dagli 11 metri per il 3-3. Parte il numero 7. Scaramuzzino spiazzato. Nuova parità al Mario Tobbia. È 3-3. Partita incredibile. Calcio d'angolo messo in mezzo. Cotani stoppa il pallone. Calcia! E spacca la traversa. Sfortunato qui il Campus Eur. De Crescenzo penetra. Viene fermato. Il Campus Eur prova a ripartire, spinge con Cosentino, pallone in avanti per Lazzari salta l'avversario, viene steso brutalmente da Altobelli, arriva il signor Rossini che giustamente lo manda sotto la doccia, l'Itri è in 10 uomini, Cotani apre ancora per Cosentino, Lazzari sulla sinistra, 1 contro 1, pallone sul secondo palo, arriva Gioguardi! In spaccata! Fa 4-3! Incredibile! Nuovo vantaggio del Campus Eur! Mamma mia! È pronto Morra. Calcia lui, la palla passa! E Sibila vicinissimo al palo. Cotani, sempre irresistibile, Cotani calcia col destro, il tiro è debole, calcio d'angolo per l'Itri, potrebbe anche giocare corto su Iguaddu che è libero senza copertura, infatti è così, Iguaddu 1 contro 1, salta secco Lazzari, palla sul secondo palo, Bosco, tutto solo, tutto libero, fa 4-4, ma che partita è, ma soprattutto che disattenzione del Campus Eur. Attenzione, ancora Onorato, 1 contro tutti, Onorato va sul destro, Onorato, palla in mezzo! E non trova il tapin vincente di Fustolo. Onorato calcia! Edoardo Onorato fa tutto lui e fa tutto bene! Vantaggio dell'Itri, clamoroso al Mario Tobbia! Martinelli sulla fascia sinistra,
Prova a fare tutto da solo, li salta tutti, Martinelli ancora! Frola risponde, arriva Bruzziges! Ribattuto. Cotani, per l'ultima occasione del match. Subisce fallo, ma resiste ancora alla carica. 1-2 con Martinelli. Cotani entra in area, d'esterno, serve Calver! Che spara fuori. Ed è l'ultima occasione del match, perché per il signor Rossini basta così! Vince Litri in rimonta e in 10 uomini 5-4. Partita incredibile!